amici di GD Faro Team, buonasera! E siamo qui al ristorante al lago a Solesino, nella parte nuova del ristorante. Perché, Beatrice? Perché questa sera siamo qui per la finale regionale di Una ragazza per il cinema. Perché le tre ragazze che passeranno questa sera andranno direttamente alla finale nazionale al Teatro Antico di Taormina e rappresenteranno il Veneto. Assolutamente. Quindi direi che c'è bella ansietta e belle aspettative questa sera. Beh, regia, io alla giuria, e direi che squadra peggiore non potevano trovare, perché se non piace una lei la oscura, se non piace una a me io non la voto. Quindi povere ragazze, poverine, piangiamo per loro. Detto questo, Bea, che dici? Noi salutiamo i nostri amici e gli diamo il ciao a dopo per vedere le nostre tre fasciate? Assolutamente sì, anche perché secondo me loro scalpitano. Anche secondo me. Quindi che dire, amici di Ferrotini, ci vediamo tra pochissimo, a fine serata. Ciao! Buonasera e benvenuti, siamo di nuovo qui in questa meravigliosa location del lago di Solesino che ci ospita questa sera in questa nuova area fronte lago. Siamo qui per la serata di finale regionale di Una ragazza per il cinema, concorso sul palcoscenico nazionale ormai da 36 anni, che Max Eventi cura in esclusiva per Veneto e Trentino Alto Adige. Questa è una serata particolarmente importante perché le ragazze che conquisteranno le fasce stasera accederanno alle finali nazionali che avranno luogo nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina a settembre. E in tanta bellezza non si poteva che iniziare con altrettanta bellezza. Avete appena visto danzare la stupenda Sara Giantin di Le Fiamme d'Oriente, che avremo modo poi di conoscere meglio più tardi. Ma inizio con ringraziare Fabrizio, titolare del lago, con cui avremo modo di parlare più avanti nel corso della serata. Le nostre Miss questa sera saranno rese ancora più belle da Doris di DF Talent, che ne curerà le acconciature. Mentre la nostra passerella è resa ancora più bella dai sempre più meravigliosi allestimenti floreali di Floricoltura Roberta, che si è occupata anche degli omaggi floreali delle nostre Miss. Io sono Monica Corigliano e vi prenderò idealmente per mano per condurvi in questa meravigliosa serata. E cominciamo subito presentando le nostre Miss in versione elegante e cominciamo con la numero 1. Buonasera a tutti, sono Gioia Gacco, ho 15 anni e vengo da Venezia. Nella vita studio marketing e pratico palestra.
Proseguiamo con la numero 2. Buonasera a tutti, sono Febe Ceghettin, ho 15 anni, abito a Vescovana, sono una studentessa del Liceo Scientifico di Rovigo e pratico pattinaggio artistico a livello agonistico da 8 anni e negli ultimi 2 anni invece faccio parte di un gruppo spettacolo. Grazie e buona serata. Chiamiamo ora la numero 3. Buonasera a tutti, sono Desta Alessandra, ho 20 anni, vengo da Mestre. Nella vita sono una studentessa di Scienze dell'Educazione, nella vita vorrei diventare un'educatrice in casa di riposo e la mia passione è la pole dance.
17 anni, vengo da Bologna. Nella vita frequento l'Istituto Aldo Avi Roviani Moda e il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di poter partecipare a vari concorsi di moda e finalmente lo sto realizzando, quindi sono molto felice. Buona serata! Numero 5. E lavoro presso le ambulanze. Numero 6. Buonasera a tutti, sono Giovanna, ho 20 anni, vengo da Sant'Urbano, un piccolo paesino in provincia di Padova. Nella vita sono una studentessa di infermieristica all'Università di Padova. Ho praticato per ben 10 anni danza classica moderna e con il passare degli anni mi sono avvicinata al mondo della moda e dello spettacolo, tant'è che oggi la mia passione è proprio la recitazione. Grazie, buona serata.
tutti, sono Alessia Palese Gallinaro, ho 22 anni e sono di Rubano, Padova. Nella vita studio Scienze della Comunicazione con il sogno di diventare giornalista e per mantenermi lavoro come hostess alle fiere e agli eventi. Nella vita ho sempre praticato danza in tutti i suoi stili, classico, moderno, contemporaneo, hip hop, jazz e musical, quindi si può di fatto dire che sia una parte importante della mia vita. E sono una persona estroversa e molto solare, dicono, ma anche estremamente pignola e invece rispettosa del lavoro. Grazie e buon proseguimento. Numero 8. Buonasera a tutti, sono Monghero Cristal, ho 21 anni e vengo da Pozzonovo. Nella vita studio psicologia con la speranza e l'ambizione di diventare giudice onorario o perito carcerario. Ho fatto per molti anni danza classica e questo mi ha aiutato nella postura e nella camminata e ho la passione per i motori. Buona serata a tutti.
a tutti, sono Elena Cavazzina, ho 20 anni, vengo da Tribano, studio digital marketing, ho esperienza come modella, testimonial, presentatrice e attrice in video musicali. Sono una ragazza creativa, dinamica, intraprendente, infatti a me piace moltissimo il mondo dell'arte in tutte le sue forme, quindi oltre ad abbracciare il mondo dello spettacolo, nel tempo libero mi diletto a disegnare ritratti e editare video. Numero 10. Buonasera a tutti, sono Sofia Aurora Costantini, vengo da Jesolo, ho 16 anni, nella vita studio lingue e il mio sogno nel cassetto è diventare una modella professionista. Buonasera a tutti. Bene, abbiamo appena ammirato le nostre Miss in versione elegante e io direi che si meritano un grosso applauso. E adesso avremo modo di ammirarle in versione casual e partiamo con la numero 1. All I want
Abbiamo così ammirato le nostre miss anche in versione casual e anche qui direi che ci vorrebbe un bel applauso per loro. Prima di continuare a vedere la loro sfilata in costume, vorrei qui con me in passerella, innanzitutto non so se Max di Max Eventi è libero per raggiungermi qui, lo accogliamo con un applauso? Mi dai un pochino di musica, anche se non è una modella? Pochina di sottofondo, grazie. Perché ti ho fatto fare una passerella, Max? Te l'ho fatta fare perché, giustamente dici perché, c'è un motivo, non è che sono sappia. Te l'ho fatta fare perché prima di vedere le nostre miss nella canonica sfilata in costume, vorrei qui con me in passerella posso permettermi di definirli personaggi di un certo calibro e li volevo anche con te, che rappresenti, che sei Max Eventi. Vorrei qui con me Silvia De Ieso e Santo Raffaele. E vorrei un applauso per loro. Sì, io vorrei anche Giulia. Luce. E Luce fu. Parli tu o parlo io? No, parlo pure tu. Parlo io. Io allora cedo il microfono. Cedilo a Silvia, allora intanto vieni qui con me Silvia. Perché ti ho voluta qui? Ti ho voluta qui perché insomma tu sei titolare assieme a Santo di un'agenzia, voglio dire, non proprio come si dice da poco, però presentalo, no, non fare quella faccia, è vero, dai, non fare la modesta e racconta un po' che cosa fate. Allora, noi esistiamo da 33 anni, diciamo nel mondo dello spettacolo in generale. Facciamo come agenzia Booking. Uno dirà che cos'è l'agenzia Booking? È l'agenzia che si occupa di produzioni artistiche e nel mondo, perché noi nasciamo nel mondo, in Italia facciamo delle cose, però non sono cose diciamo altissime come invece facciamo all'estero. Nasciamo come ufficio di management, produzioni, ufficio stampa. Per contare le volte sono stata a Sanremo come addetta ai lavori, ci sono stata 32 volte. Tu niente? Un po'. Sono 33 anni che sono sulla piazza, diciamo così. Ecco, parliamo così. E poi che ti dico? Questa struttura è una multinazionale che ha sede sia in Italia che all'estero, a Malta e in Bulgaria. E facciamo eventi, grossi. Con il nostro amico Max ne faremo altrettanti il prossimo anno, quindi ce lo siamo promesso. E qua, lo facciamo qua. Vogliamo fare qualche nome? Un piccolo spoilerino, piccolo, così. Anzi no, non facciamo nessun nome. Diciamo solo fra i vari eventi molto grossi che hai fatto, lì possiamo dire qualche nome, no? Tutto quello è già successo? Sì, da Tom Jones a Sting e tanti altri. Non è che stiamo parlando di caramelle, voglio dire. Ecco perché mi sono permessa di dire all'agenzia di un certo calibro. Sting, non abbiamo detto Sting. Giovespa della Sagra. No, io ho lavorato tantissimo con Lucio Dalla, sono stata la manager di Toto Cutugno 17 anni, Albana e Romina, Ricchi e Poveri, Pupo, tutto quello che sentite dire Russia, io ero presente. Tutto quello che sentite dire Russia vuol dire Silvia De Ieso. Devo dire sì. E Santo. Santo sempre ovviamente, ma so che lui non ama molto parlare, gli facciamo dire qualcosa o fai solo tu? No, mi sta facendo segno, no. Ciao. No, non vuole. Lui è importante dietro le quinte, lui non ama le passerelle, microfoni, lui tutto ciò che è dietro le quinte. Come non è poco. Come Max. Loro amano gestire dietro le quinte, non amano molto. Vogliamo dirlo che l'anno scorso sono stati essenziali per Ornella Muti, assolutamente sì, per questo concorso giù a Taormina, che mi ha ringraziato per vari mesi di avere due persone che l'accudivano, perché si può dire accudivano, Santo e Max. Beh, eravamo lì anche io e te, abbiamo ben visto che cosa hanno fatto, ma no? Lui non ci ha ringraziato, allora vabbè, non importa. Con noi abbiamo bevuto un caffè, abbiamo fatto due chiacchiere, va bene lo stesso, dai. Basta, io ecco, tutte molto belle,
complimenti. Visto è difficile scegliere. Complimenti, perché ho visto veramente, e sai che noi insomma anche l'anno scorso eravamo diciamo la parte toscana, però devo dire che ho visto veramente delle belle ragazze. Belle ragazze, mi e fa molto piacere. sicure, cioè io ho visto delle ragazze che magari però sono molto spigliate e questo è molto importante. Decisamente. Perché è inutile, soltanto la bellezza non vai da nessuna parte. Bisogna essere belle, però altrettanto belle Spigliate, intelligenti. Sì, sì. E tu avvalla quello che dico, perché io ci tengo sempre a dirlo alle nostre ragazze. Non si fanno solo sfilate, No. si continua a studiare, Certo. e si va avanti anche nel percorso dello studio. Anche perché in questo mondo bisogna per forza che vai avanti, cioè ma anche nel nostro, cioè corsi di aggiornamento, migliorare, quindi loro ancora di più. Quindi ragazze, sì, siete molto belle, siete brave, sfilate, fatevi valere, però studiate, che è assolutamente importantissimo, non solo nelle sfilate ma anche nella vita, direi. Sì, poi ho sentito che fanno tutte delle cose, degli studi molto interessanti, quindi bene, proseguiamo. Venga. Sì. Bene, io intanto vi ringrazio di essere venuti qui Grazie a voi in passerella con me. di averci invitato. È sempre un piacere. Facciamo un grosso applauso, vi lascio tornare in giuria a fare il vostro duro lavoro e tu devi parlare un attimo con Giulia? Sì. Ah, li vuoi loro? Anche Devo loro qui? parlare con Allora state Giulia. qui. Allora, mesi fa io e Giulia ci siamo fatti una stretta di mano. Mi ha promesso che lei l'anno prossimo ne parliamo. Quindi il percorso Che ho proposto a Max, magari se aveva voglia, se aveva piacere, appunto con G di Ferro, di seguire il portamento delle ragazze prima della passerella, magari per dargli quel trucchetto, quella cosina in più, quella chicca, per poter dare veramente il meglio di sé in passerella. Bellissima cosa anche questa, brava. Grazie. Vuoi dire qualcos'altro? Allora vi lasciamo tornare al vostro lavoro, prendi il microfono di Giulia. Grazie mille. Non vi invidio, avete un lavoro duro stasera, perché come ha detto Silvia sono tutte molto, molto belle. E io direi di proseguire con la sfilata in costume e cominciamo con la numero 1. Lei è Gioia Gracco. Proseguiamo con la numero 2, Fede Cecchettin.
5. Giada Giacomella. Numero 6. Anna Giona. Numero 7. Alessia Polese.
Sofia Aurora Costantini. Adesso che abbiamo ammirato anche l'ultima delle nostre Miss in costume, io vorrei che voi le accoglieste con un grande applauso perché le voglio qui tutte insieme in passerella. Eccole qui, facciamo loro un altro grande applauso. Disponetevi qui dietro di me, ragazze. State qui con me, fatemi compagnia e mentre io invito la nostra giuria a ritirarsi per esprimere e elaborare il loro giudizio, vorrei approfittare per ringraziare al Lago e Fabrizio che ci ospita anche questa sera in questa splendida location, la Fioreria Roberta per gli addobbi sempre più belli, meravigliosi e gli omaggi floreali alle Miss, la Lavanderia Ferro, Federico Bolzon per le foto, per i video Mario Bonesi e il suo G di Ferro Team con Giulio Urbinati e Beatrice Tomada, DF Talent Doris per le acconciature che ha reso le nostre Miss ancora più radiose, Sandro Ventura per la colonna sonora. Vieni qua, fai una corsa qua, ce la fai? Fatti vedere, così ti accogliamo con un applauso. Eccolo qua, l'artefice delle nostre musiche. Ciao Sandro. Grazie di tutto. Grazie a te, torna perché rimaniamo senza musica se resti qua. Naturalmente voglio ringraziare Max di Max Eventi che adesso sta accompagnando la giuria a votare, e qui con me intanto in passerella vorrei Doris di DF Talent, non so dov'è, vediamo un po'. Doris, ci sei? Ah, eccola, è lì contro luce, non ti vedevo, eccola, accogliamola con un applauso.
non so se abbiamo qui, buonasera Doris, vieni qui al mio fianco, abbiamo qui anche Roberta di Floricoltura. Roberta, qualcuno mi dice se è arrivata, forse non ancora, perché è sempre piena di impegni, lei mette i fiori, scappa, poi torna. Allora Doris, vieni qua che intanto io stavo dicendo prima... Sta arrivando, ecco. Roberta? Eccola! Perdonatemi, ma io con i fari addosso non vi vedo. Vieni Roberta, vieni qua al mio fianco, io qui ho alla mia destra e alla mia sinistra, vieni in piastrella Roberta. Ho le due, no vieni anche tu, dove scappi? Ho due artefici di tanta bellezza, nel senso che Doris rende le nostre miss ancora più belle con le sue acconciature. Lei ha il suo negozio a Este, ma poi parleremo un attimo con lei. E Roberta rende sempre le nostre sfilate, cosa posso dire, affascinanti e dire poco, perché le tue coreografie e i tuoi fiori sono meravigliosi. Posso avere un microfono cortesemente? C'è qualcuno che mi dà un microfono? No, me lo tengo io e mio. Ah, me lo presti tu Sandro, grazie. Prendilo Doris. Allora, visto che hai il microfono in mano, cominciamo con te. Io ho detto che tu hai il tuo negozio a Este. Ce l'hai da molti anni, però spiegaci un po' meglio tu, perché tu sei, io dico sempre, lo so perché ti conosco, non è solo pettinare, per te è una passione, è una missione, ma sì, raccontati tu. Intanto saluto a tutti, buonasera a tutti, ti ringrazio Monica sempre per questa opportunità e sì. Avvicinati pure il microfono, se no non ti sentono. Sì. E come dici tu iniziamo, insomma, è una dedizione che ho da 33 anni, cioè da insomma diversi anni ormai, e niente, io sono felice di aver condiviso questa serata perché amo anche esplorare questa bellezza con queste ragazzine molto giovani e ognuna ha la sua bellezza e quindi mi diverto anche, sono felice di questa esperienza. Ti diverti a sperimentare, loro si lasciano a conoscere fare questa sempre infantile bellezza, ma poi loro hanno anche un entusiasmo perché vogliono essere belle, certo, come ti dico sempre, ma poi loro ti coinvolgono con il loro entusiasmo, no? Io ti vedo che ti emozioni tu. Sì. Perché come ti dico sempre la bellezza parte dai capelli. Non si può uscire di casa se non abbiamo i capelli belli. Certo, la bellezza parte dai capelli, perché con i capelli in ordine si è sempre molto più belle. E agganciandomi a questo io ti chiederei di passare il microfono a Roberta, perché resta qui con me Doris, se la bellezza parte dai capelli, però continua con i fiori. Una bella cornice. Assolutamente sì. Raccontati un po' tu Roberta, perché anche tu sei appassionatissima del tu ami il tuo lavoro. Lo amo veramente tanto. Noi siamo un'azienda produttrice di fiori, ne facciamo ben 150.000 fiori. 150.000 fiori all'anno uccisi. Non sono pochi, È un'azienda che nel tempo si è specializzata nel wedding, nel fare allestimenti di grandi e piccoli eventi. È un'azienda dove nel tempo si è formata bene, abbiamo delle belle collaboratrici e sono felicissima di essere qua in questo contesto meraviglioso con tanta bellezza che ho dietro le spalle. Amice, e vi ringrazio tanto. Vi invito a venirci a trovare in azienda a Borgo Veneto, in via Lunga, e niente, vi aspetto numerosi. Beh, vediamo, sì, funziona adesso questo microfono, parlo un attimo con questo, poi soprattutto mi riprendo il mio. La gente deve funzionare. Direi. Roberta, fra l'altro, io mi sono permessa di dire sempre più belli addobbi, perché è da un pezzettino ormai che ci segui, che addobbi le nostre sfilate, che omaggi le nostre miss. No, grazie a te, perché sono spettacolari, sono magici. Grazie. Niente, voglio solo invitare anche, tra l'altro, di seguirci su Facebook e Instagram. Grazie. Floricoltura Roberta. Grazie a te Roberta. Allora, la nostra giuria è a votare. Io adesso voglio congedare le nostre miss, però vorrei che uscissero in passerella, ma voglio che le prime due, le mie piccoline, venite qua.
Prendete per mano una Roberta, una Doris, e Roberta e Doris, a voi l'onore di partire con la passerella finale. Le quinte che tornano dietro le quinte e rimarranno lì in trepida attesa del giudizio della nostra giuria. Se le nostre ragazze sono pronte, io intanto le richiamerei tutte qui in passerella. Venite pure ragazze, mi dai un po' di musica Sandro? Vedo all'orizzonte che stanno arrivando. Eccole qua in tutto il loro splendore. Max, puoi venire qui un attimo con me o sei indaffarato? Perché prima di procedere con le incoronazioni io vorrei, a nome anche di Max Eventi, ringraziare tutte le ragazze per essere qui, per mettersi in gioco in passerella, perché come dico sempre io non è comunque facile. Anche perché per il solo fatto di essere qui, specialmente questa sera, poi è una finale regionale, ricordiamo, vieni qua che sennò devo dare le spalle, 2024 di Una ragazza per il cinema, siete già tutte assolutamente vincitrici. Che dici Max? Direi di sì, no? Sì, intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui presenti con noi, grazie come sempre all'amico Fabrizio, che ormai per me è un amico che ci ospita qui. Grazie a queste 10 bellissime fanciulle. Io direi un'altra cosa, abbiamo ringraziato adesso giustamente il Lago e Fabrizio come tu ricordavi, ma allora approfitterei anche per ringraziare ancora Mario Monesi con il suo G di Ferro Team per i meravigliosi video che fa sempre, Federico Bolzon per le foto e poi la Lavanderia Ferro, nostro sponsor storico e ormai direi sì, amici lunga data, è un pezzo, Alberto e Simonetta, è la costola a destra mia. La Fioreria Roberta per gli splendidi allestimenti floreali e... Certo che è qua in giro, Roberta. Sì, abbiamo già chiacchierato parecchio finché voi eravate, non so se è qua in giro ancora, ma abbiamo già chiacchierato parecchio finché voi eravate a deliberare, a decidere. E poi naturalmente DF Talent e Doris per le acconciature, anche la nostra giuria, perché insomma è stato un lavoraccio come sempre. Sandro Ventura per le musiche, approfitto per ringraziarlo. Grazie Sandro. Un'altra volta. Questo non posso dire, però devo veramente ringraziarla perché senza la mia spallina destra... Beh, un ringraziamento spontaneo da morire proprio, con il boccato, non con il cucchiaino, col mestolo, però è stato un ringraziamento spontaneo, eh? No, non è vero. No, è vero no. Non è vero. Ragazzi, avete il responso? L'ho anche piegato. Che così non vedano, però io lo posso vedere. Se no che faccio? Dammi qua. È vero che io ho detto dammi qua con un tono strano, però ho sentito tutte le risatine dietro delle nostre amici dire dallo a noi che vogliamo sentire. Nel frattempo vorrei anche il signor Fabrizio. Chiamiamo qui Fabrizio del Lago, se è qui in zona. Allora,
Cominciamo a premiare? Sì. Iniziamo e cominciamo con la fascia ragazza per il cinema sorriso. A questo punto direi ragazza per il cinema sorriso 2024, visto che siamo, ricordo, in finale regionale. Qui con me, qui con noi a premiare vorrei Simonetta Bau di Lavanderia Ferro. Ciao la nostra bella Simonetta. Allora Simonetta, pronta a premiare la ragazza per il cinema sorriso 2024 è la numero 6, Anna Giona. Complimenti alla nostra Anna. E continuiamo con la ragazza per il cinema Portamento. Mi porto un po' più avanti, vieni con me, non tanto mi porto avanti, perché loro sono dietro, se no mi leggono tutto, è proprio una questione di non rovinare la sorpresa. La ragazza per il cinema Portamento. Mario, va bene qua? Sì, fa segno di sì. Allora, incoroniamo adesso la ragazza per il cinema Portamento 2024 e qui con me a premiare vorrei Alberto Ferro. La mia costola destra. Io mi sposto di qua allora. Allora, la ragazza per il cinema Portamento 2024 è la numero 4, Valentina Giammanà. Diritto fiore e fascia anche per la nostra bella Valentina. Torniamo qua, vieni Max, stai a fianco a me e continuiamo con la ragazza per il cinema In Gambe 2024. Qui con me a premiare vorrei Santo Raffaele, colui che non ama parlare, quindi non ti chiedo niente, Almeno di ciao. Ciao. e basta, perché se no te lo giochi, hai perso l'amico. Assolutamente no. Allora, ragazza per il cinema In Gambe 2024 è la numero 7, Alessia Polese. Fiore, fascia e foto di rito anche per la nostra bella Alessia. Andiamo avanti con la ragazza per il cinema Spettacolo. Qui con me a premiare vorrei... Gli occhiali che non ci vedo. Qui con me a premiare vorrei, ma l'ho già sentito dietro che diceva Spettacolo, adesso tocca a me, Roberto Mancinelli. Dottor Roberto. Dottor Roberto, ho svelato un retroscena. Ho sentito, non potevo resistere. Sai com'è? È pericoloso avere a che fare con una che ha il microfono in mano. La ragazza per il cinema Spettacolo 2024 è la numero 10. Sofia Aurora Costantini. Fascia, foto di rito e fiore per la nostra bella Sofia Aurora. E andiamo avanti e andiamo a incoronare la ragazza per il cinema al lago. Ora è Silvia De Ieso. Tu hai questi esploit così che mi gridi nelle orecchie. Fabrizio ancora non si vede. Va bene, vieni qua Silvia. La ragazza per il cinema al lago 2024 è la numero 9, Elena Cavazzina. Our hearts beat to the city streets
Ecco qua, fiore, fascia e foto di dito. A questo punto proviamo ancora a richiamare Fabrizio, perché lo vorrei, perché adesso dobbiamo premiare la ragazza per il cinema Veneto e Trentino Alto Adige 2024, quindi colei che vince in assoluto l'edizione 2024. Nel frattempo chiamiamo. Va bene, eccomi che sta arrivando. Vieni qua con la nostra coroncina, Giulia. Cominciamo a far ammirare, guardate lo splendore di questa corona, che fra poco sarà sul capo della nostra Di qualcosa. Un consiglio per la finale? Allora, consiglio per la finale, iniziate già a prepararvi tutte, ve lo dico, perché la pensate tosta è 10 volte peggio. Esatto. Io la prima sera ho pianto, ho chiamato mia mamma e gli ho detto vieni a prendere. Da quando sono tosti gli insegnanti. Quindi tutto quello che voi credete di sapere a livello di concorsi, sapete, zero. Quindi arrivate là, siate umili, ascoltate sempre tutti gli insegnanti, tutto quello che vi dicono e fate veramente tesoro di ogni cosa e cercate di fare più amicizia possibile, anche perché saranno giorni molto tosti, dormirete pochissimo, anzi non dormirete, però tornerete a casa con un bellissimo bagaglio, però ricordatevi sempre di prenderle in maniera sportiva, perché alla fine ne vince una, e portatevi a casa il bagaglio di tutto quello che potrete imparare, che sarà un in più quando tornerete a fare i concorsi il prossimo anno. Ok, io vi dico questo, da persona che c'è passata. È una cosa assolutamente vera, perché la vogliamo anche premiare, lavorano tanto. Ma adesso andiamo a premiare la ragazza per il cinema Veneto e Trentino Alto Adige, edizione 2024. Ho già qui con me chi deve premiarla, perché ho già qui Giulio Urbinati, ho già qui Max, di Max Eventi ovviamente, e Fabrizio del Lago. Fabrizio, sei pronto? No, devi dire sì! Allora, mettetevi qui. La ragazza per il cinema Veneto e Trentino Alto Adige, edizione 2024, è la numero... Arrivo! È la numero 8! Ovviamente ci stanno anche tutte le lacrime di commozione. Lei, ragazza per il cinema 2024. Eccola qui, edizione 2024, la nostra ragazza per il cinema Veneto e Trentino. Facciamo fare una passerella a Cristian? Come no? Prima io voglio che Fabrizio dica la sua. E allora Fabrizio, di la tua. Cristian. No, il discorso per allora, intanto grazie che siete qua con noi. Intanto volevo ringraziare il grande Massimo e questa splendida donna, che sono veramente delle persone eccellenti, delle persone sincere, semplici, che danno senza chiedere niente in cambio. Io 2 o 3 anni fa, quando li ho conosciuti, pensavo che le ragazze
per fare la sfilata pagassero 3-4 mila euro, invece ho scoperto che tirano fuori dei soldi loro per fare queste cose, quindi tanto di cappello, tanto la signora Corigliano poi secondo me potrebbe andare anche a presentare in TV perché ha una dialettica che a me piace da morire. Grazie. Detto questo, qua stasera le ragazze sono super belle. Abbiamo inaugurato una location interessante, io vi ringrazio di cuore di aver scelto di fare questa finale qua da noi, spero che la faremo ancora nei prossimi anni, grazie ancora, grazie a tutte le ragazze. Ho sentito prima la Miss che ha dato dei consigli veramente validi. La Giulia, è un gioco, è una competizione leggera, state tranquille, per me siete tutte quante delle ragazze meravigliose. In bocca al lupo a tutti. Insomma, per essere uno che non ama molto parlare, direi che quando serve te la cavi più che bene, no? Direi che hai detto, che poi tu giustamente hai detto in questa nuova, aspetta perché c'ho la cassa che mi fa, hai detto giustamente in questa nuova location, con questa bellissima passerella, vorrei dire, che va in bocca a una piscina, e qui alle spalle, magari con questi riflettori non riuscite a vederlo, ma qui alle spalle signori abbiamo un lago, un porticciolo con le barche, voglio dire, non è cosa da poco in questa zona, quindi dovete venire a vedere questo posto dove fra l'altro dopo aver preso il sole, fatto il giretto in barca, fatto il bagno in piscina, vi andate a accomodare da quella parte e mangiate divinamente bene qualunque cosa vogliate mangiare, ma che cosa volete più di così? Solo qui a Solesino si trova questo. Allora Max, che dici? Facciamo fare una passerella alla nostra vincitrice? No, come no? No. Hanno vinto tutte, mi dispiace. No, dicevo lei e poi loro chiaramente, non da sola, ci mancherebbe. Le voglio tutte qua da me. Certo. Tutte. Allora guida tu la passerella. Venite da me. Se lo meritano. Un primo piano alla TV. Tutto per voi. Facciamo un bel applauso. Adesso possono pure fare la passerella. Guida tu con la vincitrice allora la passerella, dai. Guido io. Tu e Crystal guidate la passerella. Ragazzi, anche voi godetevi tutta la passerella, andate. Mentre le nostre ragazze sfilano con questa musica, lasciala pure alta Sandro, finché parlo non importa, lascia andare la musica. Io voglio ringraziare tutti voi per essere stati qui questa sera, vi do appuntamento ai prossimi eventi, in particolare a domenica 18 agosto, sempre qui al lago, per la finale regionale di Non Solo Miss. Vi auguro una buona notte. Amici di Ferro Team, buonasera, abbiamo finito anche questa finale regionale di Miss Una ragazza per il cinema. Esattamente, Giulia, le fasciate sono state fasciate, la coroncinata è stata coroncinata. Allora, io adesso ti porterò la Corriere della Crusca perché hai rotto con questo termine, quindi te lo farò coniare così sei felice, va bene? Sì, assolutamente sì, poi prendo i milioni, va bene, con questo termine, perché ogni volta che verrà usato mi daranno €1. Scusa, ma guadagnerai molto poco. Perché, scusa, è meraviglioso. Coroncinata non è un spezzissimo. Perché comunque, no? Vabbè, a parte questo, Giulia, una ragazza basta. felicissima a Sorriso, volendo, è qui tra noi, potremmo anche farla presentare. Volendo, però comunque no, non mi interessa. Ciao, già sappiamo chi sei, arrivederci. Bene, Giulia. Però
no, c'è da dire che c'è Noi chi... abbiamo ogni iscritti ogni giorno. Esatto, quindi c'è chi ogni si è volta iscritto bisogna 2 secondi fa, non hai idea di chi siamo, cosa facciamo e chi è questa splendida ragazza. Quindi presentati. Buonasera a tutti, sono Giovanna, ho 20 anni e vengo da Sant'Urbano, un piccolo paesino della provincia di Padova. Nella vita sono una studentessa di infermieristica all'Università di Padova, ma mi appassiona molto anche il mondo della moda e dello spettacolo, infatti mi sono avvicinata al mondo dei concorsi e anche della recitazione con il passare degli anni. Bene, questa era l'infermiera che ti serviva, giusto? Esatto, quindi Perfetto. dopo mi passi il numero. Ce l'hai chiesto la scorsa volta. Ma non me l'ha dato. Qua ogni tanto non mi passano i numeri, Giulia, lo sai che Infermiera a me con il serve. tacco 12, va bene. Esatto. Che perché questa però è serve a Mario, così quando magari si sente Mario! male, va in pronto soccorso, si sente peggio. Perfetto. Anna, direi che comunque questo è il tuo concorso, visto la tua Certo. passione. Veramente, Diciamo sì. che è il connubio perfetto. È il connubio tra moda, spettacolo e proprio recitazione. Secondo me appena conosce l'insegnante di dizione che c'è giù a Taormina cambia mestiere. Te lo dico io che ci ho fatto una lezione, sono andata via così bianca cadavere, ho detto basta. Vabbè, dai, Giulia, speriamo che No, ad le Anna sia più nazionali simpatico, no? fanno paurissima. Sì, ma non possiamo mettere il terrore a queste giovani ragazze che si stanno avviando verso la finale da Taormina. Loro consapevolmente stanno percorrendo il sentiero che le porta all'inferno, quindi. Bene, quindi auguri cara Anna. Auguri per me. Auguri, poi ci fai sapere, va bene? Va bene. Facci sapere dopo com'è andata, se vuoi sotterrarti, Certo, se vuoi chiamare la mamma, certamente. mi raccomando. No, il primo giorno è brutto, poi ti diverti. Ah, va bene. Anna, contenta Bene. quindi? Sono contentissima, sono fiera e non vedo l'ora di proseguire in questo meraviglioso traguardo. E niente, questa fascia mi si addice perché sono sei determinata sempre- e solare. Sei sempre sorridente, va detto. Bene. Quindi noi ti Grazie. salutiamo, noi possiamo passare alla quinta. Grazie. Assolutamente sì. Buona serata. Grazie anche a te. Quinta classificata. Una ragazza per il cinema, portamento. Tondire. Portamento, sì, bene, l'ho fatta giusta. L'avevo letta 2 secondi fa, già me l'ero dimenticata. Tu sei? Buonasera a tutti, sono Valentina Giarvarà e vengo da Bologna, ho 17 anni e nella vita studio, frequento l'Istituto Aldrovandi Rubiani Moda e mi piacerebbe continuare gli studi e continuare anche questo grandissimo sogno che era sin da piccolina. E era il mio sogno nel cassetto, quello di poter partecipare a vari concorsi di moda e anche poter posare per alcuni fotografi. Bene, complimenti, però la mia prima domanda è: di Bologna, trapiantata qui o sei venuta qua appositamente? Sono venuta qua appositamente. E qua sorge la mia di domanda. Non avevate concorsi a Bologna senza far spendere tutti quei soldi di benzina ai genitori? No, ci tenevano dato che la scorsa volta, la prima volta che ero venuta avevo preso la corona e ci tenevo tantissimo a venire alla regionale. Questa corona ha portato fortuna perché alla direi fine di sì. sei stata fasciata e voli nella finalissima. Letteralmente, anche perché lei sarà Voli. l'unica a prendere un aereo diverso da tutte le altre. No, magari verrà fino qua. 2 aeroporti diversi. No, magari verrà fin qua. Che ne No, sai? è più caro Marco Polo del loro. Ah, ecco, beh, mi raccomando, prendi questo spunto e prendi bene. Contenta? Molto, molto contenta di tutto il percorso che sto facendo. Spero che porterà a qualcosa di bello e non vedo l'ora di andare a Taormina, dato che mio papà è siciliano, quindi mi piace andare giù al mare. Infatti Facciamo le ferie lunghe, oltre il concorso, perfetto. No, ho appena detto farà le ferie lunghe, quindi fa il suo concorso, la sua finalissima e dopo... certo. Ma gliela dico io la notizia orribile, gliela dico. Ah, mamma mia, aiuto. Quelle cosine che hai sulle unghie non te le puoi portare, devi portarle così. No, non è vero. Sì, guarda cosa mi ha fatto fare. Le vedi? Erano bellissime, colorate, lunghe, meravigliose. No. Guardale adesso. Le dobbiamo per forza fare corte? Allora, non è obbligatorio, però se non ti vuoi prendere parole io consiglio una bella unghietta nude corta. Mi viene male. Brava, è quello che ho detto anch'io. Bravissima. Allora, le modelle hanno le unghie fatte in un certo modo, non hanno. Sì, Piangerò. La nazionale è più su, quindi bisogna anche sistemare questi piccolissimi dettagli. Io l'avevo fatta apposta. Vabbè, ora di settembre. C'è già il prossimo refill, c'è il prossimo refill, poi devi tenertene una settimana, poi puoi tornare a farti le lunghe, se non vinci nulla. Se no te le devi tenere così un anno. Ah, davvero? Sì. Stiamo spezzando i sogni, Giulia. Stiamo spezzando i sogni, non so se stiamo distribuendo un pochino
No, di realtà loro vengono qui perché hanno questo sogno di poter proseguire. Io gli dico cosa devono fare per poter proseguire, devono scendere anche a compromessi con queste piccole cose. Io l'ho sempre detto che io sono il cigno bianco, tu sei il cigno nero, cioè poverina, ma lasciala sognare un secondo, dopo quando arriverà Patti a settembre. Guarda che io sono andata con le unghie così, me le hanno tagliate e me le hanno rifatte. Ah, te le hanno rifatte? Sì, con lo smalto però, non col gel. Ecco, bene, adesso sai che te le devi fare nude, normali, corne, e dopo una settimana, se non hai vinto niente, ma io ti auguro di vincere qualcosa, potrai tornare. Basta. Bene, noi ti salutiamo, ti auguriamo in bocca al lupo. Grazie mille, buona serata. Ti ho dato i consigli proprio per dargli in bocca al lupo così. Bene, meno male, pensa se non avesse fatto altrimenti. Andiamo avanti con la quarta classificata. Grazie mille. Presentati il nostro pubblico. Buonasera a tutti, sono Alessia Polese, 22 anni, da Rubano, Padova. Nella vita studio scienze della comunicazione con la speranza di diventare giornalista e lavoro a fiere ed eventi come hostess. Scusami, ma io sono stata abbagliata da questi brillantini, mi hanno accecata completamente, bellissimi. Hai visto? È una scelta un po' stilistica, un po' particolare. Bellissimi. Mi piace molto il glitter, e meglio di ora. Sì, ma i miei non sono mica così belli, sai. Spruzzi la lacca, ti spruzzi i brillantini, ti rispruzzi la lacca. Esattamente. Ma io lo faccio, ma non mi vengono così belli. Nell'epoca sbagliata, all'epoca mia andavamo fuori che avevamo i sederi che erano palle da discoteca. Io ero china sul dizionario di greco a spargere sangue, poi mi sono spiace. d'accordo, ti capisco molto, io da uno scientifico ti capisco molto bene con latino. Visto? Però posso consigliarti degli ottimi brand che non posso nominare. Bene, dopo mi dai il tuo numero, allora, va bene, perché certo. Quella che li propone illegalmente, dato che ora sono stati legali. Bene. Sei contenta di poter andare alla finale nazionale? Assolutamente, è un grandissimo onore rappresentare il Veneto con la fascia di Miss in gamba. Sono contentissima perché veramente io ho avuto un brutto passato con il mio fisico e quindi sono contenta di ricevere questo premio e mi dà molta sicurezza e molta più gioia e speriamo di portare a casa grandi risultati anche a Taormina. Speriamo, assolutamente. Comunque appena detto Miss in gamba, beh, se guardate le gambe fa. Sì, è vero! È vero! Sì, assolutamente, però sì, beh, effettivamente ogni tanto le fasce sono azzeccate, Allora, il segreto può essere che dopo 20 anni di danza faccio attualmente anche marcia da quando ero piccola. Adesso tu dici? Non lo so, perché sono lunghi, può essere. Però ti devo dire che io vado a fare marcia e cammino tanto veloce quasi tutti i giorni, quindi forse ci si lavora sopra. Vabbè, ma si può sempre iniziare, non preoccuparti. No, io già corro dietro una bambina di 2 anni. Mi sembra un'ottima attività fisica anche questa. Assolutamente no, vedo l'ora che finisce la fase. Comunque, detto questo, che dite di passare alla terza? Direi proprio che è ora. Grazie mille, buon proseguimento. E qui abbiamo la nostra Miss Spettacolo, buonasera. Buonasera. Lei è? Sono Sofia Aurora Costantini, ho 16 anni e vengo da Jesolo. Nella vita ho studiato lingue e adesso cambio e faccio estetista, estetica quindi, per andare ancora più vicino nel mondo della moda. E così. Quindi lei si rifà le unghie serenamente prima di andare. Sì, praticamente infatti mostriamo queste unghie, grazie, bellissime, meravigliose, stupende, però comunque lei... un po' più corte, dai. Però comunque tu potrai rifartele tranquillamente. Tanto. Ecco. Ripeto, cosa vi danno da mangiare? Io alla tua età no. Cioè già adesso non gli diranno nulla sulle unghie perché è una cosa che balzi all'occhio, gli attaccano qualcosa al piercing e non è così giù a dormire. Ma guarda che allora per consigli scrivete a Giulia Urbinati e vi distruggerà i sogni. Non è che distruggo i sogni, è che io ero arrivata lì all'epoca che non mi erano state dette che c'erano determinate regole per la nazionale, ok? Quindi io sono arrivata molto serena, molto tranquilla, pensando che determinate cose fossero concesse e permesse e mi sono presa la valangata di parole, io e tantissime altre ragazze. Sei contenta questa sera di aver preso questa fascia? Sì, spero di continuare e andare in questa finale e arrivare a prendere qualcosa. Beh, noi te lo auguriamo assolutamente, questo è poco ma sicuro. E noi che dire, passiamo alla seconda? Passiamo alla seconda. Grazie mille, buona serata. Grazie a te. Prego. E con una ragazza più vicino al lago, siamo qua con questa bella bionda, anche lei con le unghie ovviamente da decimare,
Però adesso prima Però io presentiamo vorrei il nostro farti notare pubblico. una cosa, prima di presentarla al nostro pubblico, mostraci questa mano. I fiocchetti vanno di moda, Giulia, questo è il prossimo mese, saranno mie, Lo col vuoi? fiocchettino così, vabbè, me ne farò lo stesso. Poi mi tolgo il fiocco, mi faccio tipo la Te lo calamita. metti quello con la calamita, come il pelosino. Esatto, oh, il pelo, no, ma quello è più invernale. Tu cosa ne dici, Elena? Forse sì, per Non la secondaria, Elena, per cortesia, dai, non svegliamo morti che dormono qua, per favore. Vabbè. Ma tu, Elena, ovviamente noi sappiamo Sono i chi pensieri sei, però i conti della mente, sì, no, va Fiore? bene. Noi sappiamo già chi sei, magari l'amico che si è appena iscritto, che sta guardando questo video adesso no, quindi presentati. Sono Elena Cavazzino, ho 20 anni, vengo da Trivano e studio digital marketing. Sono una ragazza creativa che ama l'arte a 360 gradi, quindi il mondo dello spettacolo, delle sfilate, però come passione ho il disegno, io disegno ritratti principalmente. E cos'altro posso raccontarvi? Sono una ragazza dinamica, infatti adoro fare nuove esperienze, provare sempre a mettermi alla prova e quindi ecco perché... Devi andare nella bocca degli inferi. Esatto, dai, proveremo questa esperienza con entusiasmo. Ognuno fa le esperienze che vuole nella vita. Io vorrei che qualcuno facesse uno zoom sulla mia faccia quando Giulia distrugge i sogni. Io non distruggo realmente le consiglio in modo tale che così loro arrivano là. Sì, ma con un po' più di tatto, un po' più di gioia, è sorridente, così poi ti chiama. Guarda che ti chiama. Allora tu dopo dai il tuo numero, anzi no, tu dai il tuo Instagram a lei, così tu dopo la chiami psicologicamente. esatto, intanto lei ti prepara, poi tu la prima sera in lacrime, Giulia, avevi ragione, va bene. La prima sera, già la mattina dopo, perché la prima sera hai lo shooting, sono tipo 180 e ora che ti fanno le foto sono le 4 di mattina e alle 5 devi svegliarti la prima sera. Bene, tu invece di fare quei 30 secondi di nanna, capito? Chiami lei. Va bene. Ecco, perfetto. La bambina che di notte non mettiamo Chiamo te. Guarda, io ho il cane che dorme, guarda, quindi io sto bene dormiente. Ci rispondiamo però. Ok. Sei contenta di volare in finale? Sì, questo sicuramente, anche perché di sicuro, come avete detto voi, anche prima mi porterò a casa un bagaglio enorme, quindi sarà magari pesante, sarà dura, però di sicuro mi aiuterà molto a crescere su questo. Diciamo che questo tipo di finali ti fanno realmente capire se questo è il lavoro che puoi fare nella tua vita. Bene. E sono un tour de force a 365 gradi, quindi dall'alimentazione allo sport, alle passerelle, alle prove, ai fitting, fai tutto. C'è un pomeriggio di divertimento che di solito è un party o piscina discoteca. Vabbè dai, uno dai. Vabbè, meglio di niente. Meglio di niente. Per il resto, oltre a lacrime e disperazione, un po' di gioia. Di gioia. Quindi in bocca al lupo, Giulia. La prima volendo. Ce ne manca una. Volendo. Bene, grazie. Ciao Elena. Ma ecco qua la nostra prima. Ciao. Stava per piangere comunque quando l'abbiamo chiamata. No, beh, si è visto chiaramente, lei ha fatto questo saltino. È stato bellissimo. È andato direttamente sul proprietario del locale. Ma vuoi la coroncina? No, ma tu hai visto, cioè, momenti gli strappava la fascia, proprio mia, tutta mia, la nostra, una ragazza per il cinema veneto. Mamma mia, la numero 1 che rappresenterà le nostre ragazze. Te la senti? Allora, perché c'è da fare un discorso. Diciamo che per me è proprio la primissima volta che tocco una passerella e tante volte mi chiedo ma sarò all'altezza, non sarò all'altezza, però è questa, diciamo, la motrice che mi fa sempre fare quel esatto di allenamento, come dicevamo l'altra volta, e anche di voglia di imparare, di essere, come detto prima, umili. Se ti vuoi allenare tanto vai nel posto ideale, perché fai solo quello tutto il giorno, tutti i giorni, tutta la notte. Ecco, io non vedo l'ora. Quindi. Ecco, vedi, lei è molto motivata, però Giulia hai saltato la parte importante. Bisogna presentarla, ragazzi. La parla dopo, scusami. Avanti. Ciao a tutti. Oh, bene.
Crystal Lomiero, 21 anni, vengo da Monselice e nella vita studio psicologia con la speranza di diventare giudice onorario o non mi ricordo più l'altro, sono troppo. Esattamente. È talmente emozionata e non si ricorda neanche più cosa vuole diventare, ragazzi. Cioè, pensate, perito carcerario. Ti ho già detto a te che mi devi dare il numero. Perché sì, bene. No, l'altra volta l'avevi detto tu. No, era lei. Vabbè, adesso allora me lo passi, mi raccomando. Psicologo sicuro. Perito carcerario vediamo. Speriamo di no, dai. Ma questi sono piccole cose interessanti. Va bene, abbiamo detto che hai saltellato come una capretta praticamente quando sei stata chiamata. Una capretta elegante. Una capretta molto elegante. Io vorrei una capretta. Anche io, Stella, che capretta vorresti? Io vorrei una pigmea nana e chiamarla Osvaldo. Bellissime le pigmee nane, bellissime. Tanti arrivano da te, te la film nazionale? No, sei da sola, dici la devi fare. Sì, perché è stata tutta qua tutto il tempo mentre tu distruggevi i sogni altrui, quindi lei è già pronta psicologicamente. Ora io ti faccio una domanda. Sì. Ambisci alla corona nazionale? No, ambisco a farmi esperienza. Ma la corona, cioè io è già tanto veramente che ci abbia scritto qua Veneto, nel senso. A me piacciono le ragazze sincere, ragazzi, non ci posso fare Veneto niente. te lo sei meritato assolutamente. Beh, se vincessi la corona noi saremmo felici, perché comunque te lo auguriamo. Perché sei bellissima, comunque le carte le hai, ti alleni tantissimo e ti impegni, volendo tutto è possibile. Però sì, c'è chi mangia certo. quello dalla nascita per farlo. Sì, assolutamente. Anche per le nazionali non è come un regionale, bisogna anche essere un po' più realisti nella vita. Però te lo auguriamo. Assolutamente, io parto sempre con le aspettative molto basse e preferisco essere stupita piuttosto che rincorrere qualcosa che materialmente non riesco a prendere. Va bene. C'è una cosa migliore, cioè farti l'esperienza e imparare tanto, e questa è la cosa più bella. In tutto ciò se vedete una biondona saltellare come una capretta alla finale, sapete già chi è. Quella che butta via il presentatore così. Ma grazie, volò sulla colonna ionica. No! Di Taormina, è volato da dietro. Dopo lo vado a riprendere. Va bene, detto questo noi ti diamo la buonanotte. Ragazzi, vi ringrazio. Diamo la buonanotte a tutti i nostri amici. No, non diamo la buonanotte agli amici. Diamo la buonanotte solo a te. Grazie anche a voi. E speriamo di ricevere le tue notizie dopo la finale. Certo, ve le farò sapere. Grazie Bene. mille. Ciao. Grazie. Giulia. E siamo qua. Siamo qua con Massimo Tiberto, l'organizzatore di Una ragazza per il cinema Veneto, e la nostra Monica, la nostra presentatrice. Buonasera. Buonasera. Luccicantissima. Tu perché non sei luccicante questa sera? Perché sono... Oh, grazie, eccola grazie. qua, bene, vedi, difeso subito. Però se Ma lo ti sta dicevi pagando? saresti salvato in corner. Allora, abbiamo terminato. È finita. Sì. Esatto. Lei Lui anche. ha bisogno di ferie. Tipo io finisco qua, ho la valigia in macchina, prendo, parto, torno giusto per vederle alla fine. Sì, esatto, è proprio così. Il biglietto è già fatto. E allora? Partenza 4 settembre, ore 7:33. Oh là. Bene. Allora, come è andata innanzitutto la stagione di questo bellissimo concorso? Com'è stato? Onestamente è stato molto difficile. Vedi, ogni tanto un po' di onestà, io ti dico, le persone sincere. Ma va anche detta comunque, perché comunque ricordiamo che organizziamo un concorso che manda alle nazionali, ci vogliono ragazze serie, comunque sappiamo che purtroppo con il politicamente corretto dobbiamo accettare tutti per forza. Arriva la qualunque e non tutte purtroppo si rendono conto che tante volte sono adeguate a certi tipi di standard, a certi tipi di percorsi, e quindi lo staff molte volte si ritrova a vedere magari anche delle scene che non sono piacevoli. Poi magari c'è quella che vince, poi si ritira perché alla fine non se la sente. Non è facile, soprattutto perché quando fai un concorso di questo calibro devi garantirne un top che arrivano lì. Sì. Purtroppo molte volte se ne ritirano troppo e devi mandarli quello che resta, quindi è molto molto dura. Hai pienamente ragione, Giulia. Voglio dire, nel senso, è stato molto difficile. Posso essere sincero e devo essere sincero anche per mancanza di correttezza di certe ragazze. Io sono un tipo molto schietto, sono semplice, mi piace essere una persona semplice, però è da dire quello che è da dire. Le ragazze purtroppo non sono tantissimo corrette, mi tiro la zappa contro,
qua me la tiro proprio, però è la verità. Una cosa è vera e vera. Sai cos'è? Diciamo, conto di quello che potete dargli, perché un'esperienza del genere fa tanta scuola. ma non capiscono neanche che dietro una serata così, che dal di fuori è bella, è piacevole, è glamour, c'è tanto lavoro dietro. E quindi una che ti dice sì, vengo, poi 10 minuti prima, ah no, ho avuto l'impegno, non vengo più, oppure ha vinto una fascia, l'obbligo di venire alle finali, ah no, ma non vengo perché è un impegno, non è serietà, non faranno molto. Io sono dell'idea che, come almeno funzionava all'epoca mia, però mi rendo conto che magari i neuroni sono diminuiti con gli anni, e io leggevo i regolamenti prima di iscrivermi a un concorso, quindi sapevo che il concorso aveva le selezioni da A, le regionali da A e le nazionali da A, e se fossi mondiali da A. Quindi erano tutti degli escalation che tu facevi e tu sapevi che sì, io ci voglio partecipare. Devo già pensare al fatto che vincerò la fascia, anche se magari non la vinco, però devo pensare a quelle, devo sapere che in quelle determinate date io devo essere libera, perché se io vinco la fascia levo l'opportunità a una ragazza che magari, ok, non aveva le mie stesse potenzialità, però aveva la possibilità di farlo, e io ho levato il sogno a una persona che avrebbe potuto tranquillamente rincorrerlo. Bravissimo. Concordo. E questa secondo me è una cosa molto scorretta, Concordo, perché magari veramente. le ragazze assenti questa sera avrebbero potuto lasciare il posto alle altre e sarebbero magari riuscite a passare. Allora, Giustissimo. Voglio promettere, questa è proprio una premessa che io faccio. Io non ho mai, come si dice, aiutami. Non leggo ancora nel pensiero. Cioè non ho mai tenuto per me le ragazze. Non chiede l'esclusiva, diciamo, le lascia libere. Le ragazze, io le tengo sempre libere. L'unica cosa che io faccio firmare, e lo ammetto, lo faccio firmare alle ragazze un semplice foglio che loro alle fasciate, logicamente, tutto il resto sono tutte libere di fare quello che vogliono, compreso le fasciate. Chiedo solo l'impegno di portare a termine le nazionali, presenziare alle finali. Certo. Se loro vincono una fascia è giusto che mantengano l'impegno di arrivare almeno fino alla finale regionale, cosa che purtroppo non accade. Non sempre. Allora, va detto anche questo, e io questa è una cosa che ci tengo a dire, che chi mi ascolta, quelli che ci stanno guardando, e magari spero che ci siano anche ragazze, ricordatevi che ogni volta che voi vincete la fascia in un concorso, e appunto o firmate o non firmate tutto quanto, tutti gli impegni che vi vengono dati, che voi non andate a rispettare, non è che andate solamente a fare un dispetto a chi ha organizzato dietro, andate a fare un dispetto anche a voi stesse, perché vi dimostrate delle ragazze che non siete affidabili, perché se voi riuscite a prendere sotto gamba una cosa che per voi è piacevole, che avete scelto di vostra spontanea volontà di fare, perché voi qua nessuno vi ha portato la pistola contro per venire, l'avete scelto, avete addirittura insistito, avete fatto pagare i vostri genitori per portarvi, quindi vuol dire che avete voluto tantissimo farlo. Ti fermetto, se voi scusa, Giulia, vi ritirate indietro vuol dire che siete un po' scorretti. Non ho mai chiesto €1. No, ma non dico te. Lei intendeva pagare per l'impegno, la benzina, l'abito, l'autostrada. Io ho fatto la mix, ho fatto anche le nazionali, ho dovuto chiedere a mia mamma dei sacrifici per accompagnarmi alle nazionali perché ero minorenne. Allora, io li ho dovuti chiedere a mia mamma li ha fatti per me, ha comunque tirato fuori dei soldi per farmi inseguire un sogno. Se queste ragazze fanno tirare fuori i soldi ai genitori per accompagnarle, che sia a Montebelluna, che sia a Taormina, che sia a Sardegna, che sia anche Miss Mondo in Inghilterra, tirano fuori i soldi i genitori. Giusto. Perché comunque la metà delle ragazze che fanno questo sono studentesse, non lavorano o sono universitarie, pochissime lavorano, ma non possono comunque permetterselo di fare queste spese. Quindi se voi, dopo che di vostra spontanea volontà avete dovuto pure chiedere ai genitori di fare tutto questo per un vostro, chiamiamolo capriccio, un vostro sogno, e poi alla fine vi tirate indietro, siete delle ragazze molto inaffidabili, perché se lo fate per una cosa che era il vostro sogno fin da piccole, lo buttate nel cestino il giorno dopo, vuol dire che voi anche nella vita del lavoro, quindi commessa da Zara, commercialista, qualunque lavoro del mondo, vuol dire che non sarete serie nemmeno lì. La serietà si vede dalle piccole cose come queste, ricordatevelo sempre. Posso garantire, Giulia, che io da oggi dalle 10 che sono qua io. Immagino. La serata, sperando sia piaciuta e sia andata bene. Noi l'abbiamo trovata meravigliosa. Però posso garantirti che finché io sto lavorando sotto il sole, vedere arrivare messaggi
no, non partecipo perché ho l'imprevisto, no, non vengo perché mia mamma si sente poco bene, no, non vengo perché devo andare al mare. Posso garantire, parlo per me, io come l'impegno che ci metto a fare, veramente ci metto il cuore a fare questa cosa. Ma certo. Ogni messaggio che mi arriva nel telefonino, no, non vengo, per me è proprio Una pugnalata. Una pugnalata veramente, ma per mancanza veramente di rispetto per chi sta cercando gratuitamente per te. È quella la cosa che molte ragazze non capiscono, che tutta questa esperienza che a voi viene fornita, eccetto il biglietto aereo per arrivare e per... Facci i segnali di fumo, perché ci stiamo spostando sempre più là, siamo un po' concitati in questo discorso e ci stiamo spostando sempre più. È un discorso che mi dispiace. No, è un discorso che va detto. Che qua gli viene dato tutto gratuito, eccetto il biglietto aereo, che l'ho fatto. L'unica cosa che è a spese della ragazza è il biglietto da casa tua arrivare lì. Questo confermo, cioè la spesa della ragazza e il biglietto aereo. La settimana che la ragazza starà a Taormina è tutta gratuita. Non paga un euro. Completamente spesata. E guarda che esperienza fanno. Non pagano un euro, non pagano mai nulla, gli viene data la pappa, l'acqua, gli viene dato tutto. Alla finale io sono partita con la valigia, sono tornata a casa con una valigia in più per tutte le cose che ti regalano. Quindi ci vai anche a avere un guadagno sopra a livello anche di cose che ti danno loro. Ma anche l'esperienza. E poi, ma anche se vogliamo andare a vedere se vogliamo andare a vedere l'egoismo che c'è nel 2024, perché c'è prettamente egoismo, vuoi fare la figa? Ci vai, ti regalano anche le cose, se sei una persona puramente egoista ti basta quello. Nemmeno le egoiste lo fanno, si tirano indietro perché no, io non ho voglia, non me la sento, il cane è la sinusite. No, cos'era il tuo? La tracheite? La tracheite. Perché molto spesso noi diciamo alle ragazze divertitevi, è un gioco, ma non fino a questo punto, perché alla fine qua c'è gente che ci lavora dietro, esatto, che spende il proprio tempo, le proprie energie per creare uno spettacolo. Perché quello di questa sera, io ero dietro in regia, per me era uno spettacolo, anche per i nostri amici che hanno seguito la diretta, ok? Vedere ragazze giovanissime così far buttare un po' le ortiche, una meraviglia che si va a creare, è un dispiacere enorme. Sì. Guarda Bea, io penso che alla fine dei conti, quelle che poi vedranno che si sono magari tirate indietro e detto no ma io non riuscivo e no ma io non potevo, vedrai che alla fine si mangiano tutte le mani. Giulia, ti dico la verità, Sì, a me quello che mi assolutamente. dispiace, e veramente mi dispiace col cuore, Sai che purtroppo esiste anche questo, non te la devi prendere a male tu, perché se ce n'è una che ti rema contro, ce ne sono 100 che ti vogliono bene, quindi non ti preoccupare per questo. Però il tuo io lavoro direi, lo fai benissimo. spezziamo anche una lancia a favore delle ragazze che invece ci seguono sempre, che hanno famiglie molto corrette. Delle ragazze quello che bisogna vengono dirlo. da lontano fino a qua proprio per questo. Guardiamo la ragazza di Brescia, pur di Bologna. Sì, di Bologna, pur di partecipare, è venuta fino a qua. Una era da Jesolo. Una era da Jesolo. Sì, Jesolo è già più. Però è No, però strano. comunque distante, neanche perché tanto. se conti che noi siamo partiti da Marghera, ci abbiamo messo un'ora più o È meno. strada, Un'ora e quindi- mezza, non è tantissimo. Però rimane il fatto che se una persona Ma certo. non ha voglia oppure lo prende sotto gamba, comunque non lo fa, perché Ma c'è certo. un'ora e mezza di strada, la benzina, l'autostrada, e fermati all'autogrill e questo e quell'altro. Capito? Ma io sono d'accordo. Ci sono anche queste ragazze. Aggrappiamoci a queste ragazze che comunque ci dimostrano sempre in ogni caso che comunque ne vale la pena farlo. Esatto. perché a parte tutti i problemi, Ha vinto una ragazza bellissima. ha vinto una ragazza. Ha quasi bellissima. ucciso il proprietario del lago, però, che l'ha abbracciato, l'ho visto quasi andare giù. Sì, ma anche Monica quando Crista! Sì, io ho visto Monica fare tipo un volo e lei che ha il proprio lavato con Monica. No, ma poi con la corona, Volete che perché vi dica c'era perché? Giulia che teneva la corona stretta, capito? E lei che la voleva a tutti i costi, è stata una scena bellissima. Guarda, mi mettere prima la fascia lei. Le sono corsa incontro per un motivo, perché ho visto lei che si è messa a piangere. Beh, è un'emozione grande. E lì nell'angolo ho visto suo nonno che piangeva. Che meraviglia! Sua mamma che piangeva. E quindi era il minimo correrle incontro. Posso dire che questa ragazza qua l'abbiamo presa proprio A cuore. No, sono tutte uguali. Io le ragazze le prendo tutte dall'1
questa sera al 10. Voleva dire che l'abbiamo trovata per caso. Li prendo tutte a cuore. A me, onestamente, sono dispiaciuto per chi non vince, ma molto dispiaciuto per chi non vince. Loro non ci crederanno, quelle che non vincono, ti giuro, Ci rimani male. ci rimango malissimo. Purtroppo fa parte del gioco. Certo. Cosa volevo dirti? Questa ragazza qua l'abbiamo conosciuta qui. Ecco. L'abbiamo conosciuta Per proprio sbaglio. qua al lago Per sbaglio. a una selezione. A una selezione. A una selezione. E l'abbiamo reclutata. No, lei dice no, me non piace. Alla fine è piaciuto. In realtà, ma più che a me non piace, diceva mi vergogno, non me la sento, a dire la verità, era timida. Sì, ma la timidezza si supera. Assolutamente sì. Vecchie te la lascio fino al mago, facciamole là. Sì. Carità di Dio. Va bene. Esatto, va bene. Siamo arrivati alla fine. Sì, siamo arrivati alla fine. Il service che ci sta minacciando con lo sguardo, non ti vuole smontare Sì. le luci. Quindi ci diamo la buonanotte a tutti i nostri amici. Certo, diamo la buonanotte. Ma come diamo buonanotte? Adesso lo fate con noi. Posso dire intanto grazie a Mario. Certo. Assolutamente. Grazie Mario. Grazie Mario. Posso dire grazie a Giulia? Sì. E grazie Giulia, Grazie certo. Giulia. Possiamo spontaneamente dire grazie Beatrice. Buonasera. Scusami. Ciao. E sì, che noi abbiamo messo la coda per farti essere più alte. No, niente. Grazie Beatrice. Bene, perfetto. Ora possiamo dare la buonanotte. Bene, amore mio. Che dire? Aspetta, dai, manina tutti quanti, prego. Manina, braccino, vai. Dai, Che dire, stretti. non facciamo così. Team, noi tutti insieme non possiamo fare altro che darti la buonanotte, un in bocca al lupo a tutte le ragazze che hanno vinto questa sera per la loro nazionale e ci vediamo alla prossima tappa, ormai il prossimo anno, per Miss Una Ragazza Felice. Buonanotte! Buonanotte! Ciao ciao.